Le prime due cose che chiedete? Sì, due cose. Uno, primo per aiutare di scuole, per imparare italiano. Altro, qualche lavoro. Se tu non ce l'hai residenze non puoi lavorare, chiaro. Così noi vogliamo, il governo italiano, noi bisogna aiuto, perché adesso qui noi abito, non c'è mangiato, non c'è ogni cosa, non abbiamo un liro, un scilino, non ce l'hai un euro per andare fuori, no, anche non sempre autobus fatta mutuo. Certo. Sì, certo. No, perché non comprare anche biglietto. Noi molti problemi, ma però non so come si dice, perché guarda, adesso noi abito in questa casa, anche andare al supermercato, solo qualche volta andare a Caritas, mangiare pranzo, fino a domani altra pranzo, non c'è altro, scena non c'è collisione, non c'è molti problemi, anche il mattino non c'è fare un po' di tè caldo, anche perché se non c'è lì quelli problemi. Insomma, noi italiani, noi siamo somali, italiano era colonia italiana nei somali, noi pensare fratello italiano, noi bisogna aiuto, perché noi non è lo stesso italiano, altre, adesso Olanda, Norvegia, a me me ne frego, a me fratello mio italiano, perché i somali colonia italiana, io bisogno mano di italiano, certo. Ma io è importante, perché io non pensare italiano non ti aiuto, fino a ora, io pensare ogni sera non dormire, perché italiano non mi aiutare, ma come però mangiare parte, io tutti i fratelli miei ho detto aspetta, può darsi italiano fare qualcosa. Ci sono molti intrecci fra le storie d'Italia e Somalia nel corso degli ultimi 120 anni. Intrecci che nel loro susseguirsi hanno cambiato nome, prima colonialismo, poi comitati d'affari con la dittatura di Siad Barre, poi ancora missione umanitaria e più longevo degli altri, traffico illegale di rifiuti tossici e armi, ma non hanno cambiato la filosofia di fondo, che ha sempre prodotto tragedie per la popolazione africana. La sciagurata missione umanitaria Restore Hope del 1993, che secondo l'ONU doveva riportare speranza in una Somalia uscita dalla dittatura che stava precipitando nella guerra civile fra fazioni rivali, servì soltanto a confermare la fallimentare logica colonialista dei maggiori protagonisti, Stati Uniti e Italia, e si rivelò un inutile conflitto con la popolazione, costato migliaia di morti civili, qualche decina fra i missionari e contornato da numerosi episodi di abusi e torture compiuti da soldati umanitari. Il risultato fu quello di fomentare un caos ancora maggiore. Quell'operazione venne accompagnata in realtà da un rinnovato intreccio di affari sporchi tra faccendieri occidentali e capi clan, al cui centro stava il traffico di rifiuti tossici e di armi via mare. Questa intuizione costò la vita ai giornalisti Ilaria Alpi e Milan Robatin, a testimonianza del torbido e meschino clima della missione. La Somalia è stata così ufficializzata terra di nessuno e discarica del mondo occidentale. Il traffico di rifiuti non ha mai smesso e prosegue ininterrotto dagli anni '80 fino ad oggi. Il business si è perfezionato utilizzando i mezzi che portano i rifiuti per rifornire di armi i referenti locali dei clan, sempre alla ricerca di maggior potenza bellica. Il 70% della popolazione non ha accesso diretto all'acqua potabile, il tasso di mortalità infantile è tra i più alti del mondo, la malnutrizione acuta colpisce quasi il 20% dei somali, senza contare le periodiche siccità e carestie ed una stima americana che valuta tra 10.000 e 20.000 le persone morte a causa degli effetti delle discariche tossiche. I governi sono parvenze la cui impalcatura è sorretta dall'ipocrisia dell'Occidente, ma contano poco e rappresentano ancora meno. In un contesto fatto di corti islamiche e invasione etiope, guerra di liberazione e guerra fra clan, il caos assume i contorni dell'occupazione militare e della disintegrazione, delle lapidazioni pubbliche e della guerra civile. Chi non scapperebbe da questa situazione? Là si trovi qualcuno che insegnare per lingue, vedi? Ah, lì insegnate lingue? No, non c'è adesso un maestro perché il maestro vuole pagamento per la lingua, perché non c'è aiuto, non c'è qualcuno che aiutare. Il maestro vuole i soldi,
certo. Se non c'è pagamento lui non fare scuola. Per cui avreste bisogno un po' di insegnanti volontari. Volontari per imparare in lingue, poi dopo cercare lavoro anche. Giustamente. Noi siamo tutti, la maggior parte sono asilo politico, certo. Noi siamo rifugiati italiani e non trovo aiuto fino ad ora. Se non tu imparare italiano come vuoi lavorare? Non vuoi lavorare. E sì. Quanti siete qua dentro? E in casa, ma può da me giù. 47 persone. 47 persone, sì. E l'italiano quanti lo parlano bene? L'italiano parla 5 persone quasi. Ecco, da quanto è che siete qua? Mi ha ragione, presi sono di cosa. Qualcuno c'è 3 anni, qualcuno 2 anni, qualcuno 1 anno, qualcuno 4 anni. Cioè, quanti prima noi arriva qua, arriva Camuno, perché qui sono come una casa nuova, no? Arriva il Camuno e ha portato barandina, coperto. Ma voi non avete mai parlato con un assessore? No, niente. Solo con dei funzionari? Qualcuno come te arriva, arriva così, solo del comune? Sì, tipo del comune, ma però non c'è il diritto a aiutare, guarda, Granzio non c'è, non abbiamo Granzio. Quindi mi dicevi che voi eravate 45 siete qui? Sì, 45 persone. Ecco, 47 persone. 47 persone. Ecco, di 47 persone quanti lavorano? Anche a nero, dico. Sì, anche a nero ti dico la verità. Adesso 12 persone, ma però 5 quasi sono contratti di lavoro, sul serio a lavorare. Le altre 7 sono come pubblicità, il mercato nero, certo. Non è lavoro sempre, certo. Così. Anche qualcuno che ha dato, come si dice, uva dalla vina, no? Sì. Ma però quando c'è piove non c'è lavoro. Certo. Facciamo sempre pulizia generale. Andare al supermarket, comprare mezzo chilo di pasto, poi lui vuole cucinare e cucina occupato, aspettare 3 ore, 4 ore, certo. Perché 45 persone una cucina piccola, un fornello, e quello è il problema. markii aan shaqo raadsano oo meelihi aan tagnay anagoo luqadii ay nagu xuntahay haddana problem jira wuxuu dadansaa Noi vuole cercare lavoro, quando io andare in un ufficio a fare domando, l'ufficio ha detto tu ce l'hai residenza differenzia, se tu non ce l'hai residenza differenzia non puoi lavorare. Anche noi andare al comune fare residenza, il comune ha detto questa casa non c'è il computer, non esiste, perché non è libera ancora. certo. Questa casa per salvare per la vita noi. Gli accordi europei di Dublino firmati nel 2003 stabiliscono il rimpatrio nel paese di sbarco per tutti i rifugiati, in quanto luogo competente a cui rivolgere la richiesta di asilo politico. I somali approdati in Italia per trasferirsi altrove in Europa e che si erano stabiliti all'estero e magari avevano già casa e lavoro sono costretti quindi a rientrare. Dal 2004 inizia così a crescere ed a ritrovarsi un numero sempre maggiore di profughi e Firenze non propone altro che la strada e di marciapiedi. Il giorno di Pasqua di quell'anno, un gruppo di una quarantina di somali partecipa per la prima volta ad un'occupazione, assieme ad altre famiglie italiane, romene e magrebine. È l'occupazione della ex scuola Caterina dei Medici in Viale Guidoni, nel quartiere di Novoli. Ma il numero dei richiedenti asilo cresce e nemmeno 2 mesi dopo viene occupato uno stabile abbandonato nella centrale via Gino Capponi.
viene sgomberato 3 mesi dopo. In quel caso, l'unico intervento dell'amministrazione comunale fu quello di mettere a disposizione 2 autobus per riportare gli occupanti alla Caterina de' Medici. Ma in 70, giunti a Novoli, occupano un'altra scuola abbandonata, la Piero Bargellini. Poco più di un mese e anche questa occupazione sarà sgomberata per far ripartire un'epopea di trasferimenti, smistamenti, occupazioni e sgomberi fino ad oggi. Ma in quei giorni del 2004, i primi del difficile percorso dei rifugiati somali a Firenze, a tutti i 120 richiedenti asilo vennero riconosciuti i soggiorni e fu subito chiaro che i diritti restano fogli di carta se non si è disposti a lottare per ottenerli davvero. In Somalia c'è guerra di civiltà. Tutti sono guerra, conosciate, tutti i terre somali guerra. Allora, per esempio, come io adesso, italiano mi ha dato asilo politico, io ho scappato perché qualcuno mi ha detto prendi i fucili, andiamo con guerra con noi. Io ho detto io non voglio perché io abito vicino al mare, sono un pescatore, uno studente di scuole e io ho detto no, mi fare restare. I miei genitori hanno detto vai tu in Somalia, fuori in Somalia, perché sono io giovane, se io stare in Somalia sono obbligato che io prendere i fucili. Certo. Allora mia madre e mio padre hanno detto vai scappa, vai perché tu non vuoi stare qua. Allora io fare avventura, Etiopia, Sudan, fatica, non abbiamo soldi, Libia, dopo in Libia, dopo al mare sono vive e morto. Perché un barco piccolo, anche deserti di Libia, qualche persona, io l'ho visto, tante persone morire senza acqua. Ma però io pensare, più problemi nel mio paese, questo sono, quanti passare è finito, ma però il mio paese, in Italia, quanti noi arriviamo in Italia, tutti sono merito asilo politico, ma però in Italia non fare tutti asilo politico, qualcuno ha dato umanitaria, qualcuno asilo politico, ma però chiaramente la verità noi siamo tutti asilo politico perché ha scappato. È chiaro, sei scappato da noi. È scappato di vero. Così. Adesso c'è un mio cugino, lui è in Olanda, lui è solo rifugiato in Olanda, lui ce l'ha casa, c'è scuole, c'è un po' di soldi per camminare, loro un po' tranquillo perché andare a scuola, trovare casa, trovare aiuto benissimo. Poi quando trovi un po' di soldi deve dare a sua madre, fare in Western Union per mandare sua madre, sua nonna per aiutare. Ma però adesso se tu io cercare Caritas mangiare, come puoi aiutare la mia nonna? Sempre pensare, qualche volta Nel 2007 uno stabile abbandonato che era parte dell'ex istituto agrario in via Pergolesi fu teatro di un'occupazione piena di problemi. 150 persone in locali fatiscenti dove mancava tutto e per i quali il comune rifiutò l'allacciamento dell'elettricità e dell'acqua potabile, provocando effetti drammatici sulla vita degli occupanti e sui rapporti già attesi con gli abitanti del rione, creando così le condizioni ideali per uno sgombero perfetto. L'inferno con la strada si è sposato, il piombo di Beretta dritto nella schiena, non si sbaglia, l'aria che tira cruda in ghiotte come nebbia, anche stanotte. Parti sono via Borgolesi 14, quella casa era perdonato. Anche quel caso, anche io lo stesso abito, ma però non c'è luce, poca acqua, un rubinetto, 50 persone, anche acqua fila, via Borgolesi. Il problema, 150 persone. Qualcuno fare casino, sempre l'altra casa è abitato, avvisare, arriva carabiniere, arriva poliziotto, A
questo punto è impossibile non ricordare un personaggio ben conosciuto da tutti i profughi del Corno d'Africa, un somalo, cittadino di Firenze per più di 20 anni, che li ha ascoltati, aiutati e rappresentati nell'interminabile confronto con le istituzioni politiche e che oggi non c'è più. Abubakar Muallim Hassan. Abubakar primo ha detto quanti casi di là, lui e io Lorenza, noi conosco perché sempre quando noi dormire fuori, Abubakar e Lorenzo sempre aiutare insieme per altri una casa nuova. Sì, Abubakar grande persona, sì, grande persona. La situazione dei profughi, soprattutto quelli somali, è quello che vedete in questa situazione. È una situazione a dir poco molto difficile. Ci aspettavamo un'accoglienza dignitosa, invece ci troviamo persone che dopo aver sofferto e fatto una traversata molto difficile, partendo dalla Somalia con molte difficoltà e perdendo anche amici, fratelli e quanto altro per strada, quando sono approdate poi sulle coste italiane, in un primo momento sono stati accolti, come l'accoglienza non era adeguata, hanno cercato di passare ad altre nazioni come l'Inghilterra, l'Olanda, le Svezia, insomma l'Europa del Nord, la Danimarca.